Benvenuti cari amici e cari amiche a Friuli in Food, una nuova trasmissione su BHTV. Noi ci troviamo, Kevin Gaddi e Luciano Maglioni, presenteremo questa nuova trasmissione di cucina friulana, principalmente e esclusivamente solo made in Friuli. Adesso andremo a scoprire il nuovo ristorante che andremo a seguire. Eccoci, ben ritrovati a scoprire il nuovo locale a Campoformito, BHTV. Siamo qua con Davide Micalic, il titolare del pub, che ci illustrerà come è nato questo pub e come nasce questa tipologia di cucina. Ciao Davide. Ciao, intanto, ciao Kevin. L'idea è quello di mettere insieme un pochino tanti gioielli di famiglia, che è lo sport, la passione, il territorio, l'amore per la buona cucina. Questo locale prova a raggruppare tutto ciò, nasce chiaramente da una passione sportiva clamorosa, soprattutto per la pallacanestro, ma non solo BH sta per quello, possiamo svelarlo, Basketball House, abbiamo un canale televisivo, BHTV, quindi abbiamo creato un unico filone. Il locale vuole raggruppare tutto ciò e quindi qui puoi vedere le partite di calcio, di pallacanestro, su mega schermo, sulle televisioni e puoi mangiare il classico menù sportivo, anche molto veloce per le squadre che giocano a calcetto qui nel comprensorio, piuttosto che tirano il piattello, perché qui siamo in un'area sportiva privilegiata alle porte di Udine. Quindi si può mangiare dal panino all'insalatona, ma anche la pasta asciutta, la carne buona, cercando di fare una bella grigliata, piuttosto che qualche manicaretto. Un po' di tutto, ma sempre in un clima molto sportivo. Ecco, dopo andiamo in cucina con Luciano Maglioni a vedere esattamente quello che viene creato in questo pub. Davide, principalmente vedo che hai tutto un po' scuro dentro al tuo locale. Sì. È stata una tua scelta o dettata magari da qualche format visto in giro da qualche... No, io non copio, guardo, cerco di rubare qualche idea, ma poi mi piace fare con la mia testa. Udine è bianco e nera e io sono bianco e nero. Il mio sangue è bianco e nero. Quindi anche non so se pub... sia un difetto o un pregio, ma il pub ha questo tipo di caratteristiche, quindi mi piace molto caratterizzare il territorio. C'è questo legame fortissimo col territorio che non nascondo e nasconderò mai. Certo. Invece qua abbiamo anche all'esterno dei vari campi dove poter usufruire durante la settimana, no? Principalmente. Sì, chiaro che qui poi in primavera quest'area sportiva fiorisce ed è uno spettacolo. D'inverno facciamo un pochino più fatica, nel senso che, essendo un parco, ma all'interno di questo parco che nasce per il tiro piattello, il primo campo vero di tiro piattello del nord-est, una meraviglia, ogni sabato e domenica qui vengono a fare delle gare, c'è un sacco di gente che spara, disciplina che a me prima ovviamente era sconosciuta e che ho ereditato dalla famiglia di mia moglie, perché insomma l'area della famiglia di mia moglie. Abbiamo aggiunto un campo di basket, ovviamente, e un campo di calcetto, un campo di calcetto che tira sempre, dove fanno dei tornei serali, finito di giocare, e qui di fianco attraversano il parco e vengono a guardarsi la televisione, le partite di calcio di Champions League piuttosto che di Premier League e mangiano la nostra grigliata, ad esempio. Certo. La scelta della cucina è stata una tua idea oppure è dettata anche questa dalla tua famiglia? Ma guarda, è più un'idea di semplicità, cioè visto che il locale vuole essere semplice. Però mi piace avere le cose buone, quindi la carne la scelgo accuratamente, dalle Wiener Schnitzel la carne che andiamo a fare sulla piastra, piuttosto che i panini devono essere buoni, la pasta è una pasta con sughi selezionati, è una cucina sportiva, veloce, a disposizione di tutti, ma voglio che si mangi bene nel mio locale. Certo, qualità-prezzo, quindi ottimo direi. Bravissimo, questo è l'obiettivo, anche perché non siamo in centro a Udine, siamo in prima periferia, anche se siamo nell'Interland di Udine, quindi la gente deve venire da noi. E per portarla qua devi anche attirarla con un giusto mix fra prezzo e qualità. Feste, compleanni, Bravo. Feste di laurea, mi pare di aver visto un po' di tutto qua dentro, quindi penso che sia anche un tuo format creare queste situazioni così grandi, no? È perfettamente centrato, l'obiettivo è quello, abbiamo una sala da pranzo enorme che si abbina perfettamente a lauree piuttosto che a compleanni. Nei weekend siamo praticamente sempre pieni, fra uno e l'altro, quindi quello sicuramente è il nostro cavallo di battaglia. Insieme a quello c'è la parte pub qui, dove invece il paese viene a bersi il taglio o la birretta, magari mangiando uno stuzzichino. Abbiamo cercato di creare questo mix, però il cavallo di battaglia, come dici tu, è dare la possibilità a chi mancano, no? Posti del genere, festeggia la sua laurea o vuole festeggiare il compleanno senza rotture di scatole, si può tenere una musica alta qua
e si può ballare qua siamo immersi anche nel verde, quindi non c'è nessun tipo di disturbo. Proprio fra Udine e Campoformido, insomma, in una zona, virgolette, neutra. Perfetto, allora dopo aver parlato con il nostro amico Davide andiamo in cucina da Luciano Maglioni che ci presenterà il piatto del giorno del BH Pub con Franco Terenzani. Buonasera, ringraziamo Kevin che ci ha passato la linea. Ciao Kevin, ciao, grazie. Kevin. Io sono Luciano Maglioni, faccio il cuoco da 15 anni, le mie esperienze spaziano su tutti i campi nella cucina, anche il sushi. Siamo qui questa sera con Franco Terenzani, il maestro, lo chef del BH Pub. Sei tu maestro, no, io del BH Pub. Siamo qui, Franco questa sera ci illustrerà il loro top, la loro cucina, quello che la gente richiede di più qua dentro. BH Pub significa? Significa Basketball House, come B e H, come le due iniziali, no? Perché il nostro spirito è cestistico del basket, della pallacanestro, perché noi viviamo di basket, siamo stati prima giocatori, poi dirigenti, adesso anche giornalisti di basket, gestiamo un attimino la pallacanestro, quindi BH, ecco, Basketball House, la casa della pallacanestro. E poi pub, perché è un pub, effettivamente è un pub, no? Hai visto anche tu. Certamente. Ricordiamo la tipologia di persone che vengono qua, Franco. Bah, insomma, tanti sportivi, innanzitutto perché sanno che qui appunto possiamo vedere e far vedere, collegandoci con Sky e DAZN, tutte le partite di calcio, ma anche quelle di pallacanestro come l'Euro Cup, oltre che la Champions di basket, ma anche perché attraverso questa televisione possiamo far vedere tutto lo sport minore, sempre della pallacanestro, ma anche la pallavolo, anche tutti gli altri sport minori che in Friuli Venezia Giulia vanno per la maggiore, ma anche per la minore, perché ad esempio sono degli sport che forse non sono tanto sottolineati, però sono importanti. E che altri servizi offrite, oltre alla cucina, al pub, alle birre, al BH? Allora, noi abbiamo la fortuna di possedere ampi spazi. E grazie a questi ampi spazi ha possibilità di ospitare feste di compleanno, di ospitare feste di classe, sai la classe famosa, sì, tu sei del... Io sono dell'82, ecco. Anche tu, no? Più o meno siamo lì. Siamo dell'80 quasi, sì, ecco, quindi feste di classe, lauree e anche per i bimbi, perché poi c'è un spazio esterno, anche soprattutto quando non c'è freddo, per andare a giocare anche a calcio a 5, perché abbiamo anche il campo di calcio a 5. Quanti campi avete a calcetto? No, calcio a 5, a calcetto uno solo. E poi c'è il campo, anzi 2 campi di tiro a volo, sai il tiro, quello a piattello, no? Certo. Tiro a piattello. Quindi sono qui dalla mattina alla sera, inoltrata, dai bambini. È anche inoltrata, hai detto bene, esatto, perché è giusto, no? Se uno dice dopo andiamo a cena questa sera o a mangiare, magari che sono le 11:30. Fino a che ora, esatto, la cucina è aperta? Fino a che ora? Diciamo che è aperta sempre, perché non si chiude se non c'è gente, cioè nel senso nel momento in cui arriva una persona, vuol magari solo bere, allora la cucina la chiudiamo mezzanotte e mezza, però ci sono anche delle sere in cui ci chiamano prima e dicono siete ancora aperti con la cucina, eccetera. Sì, vabbè, siamo aperti, vengono a mangiare i nostri burger, ma anche la pasta, per dire. Per questo volevo chiederti sì. adesso, quali sono le vostre tipologie? Il vostro menù, spiegacelo. Il nostro menù è abbastanza sostanzioso e quindi vuol dire che qui si lavora tanto. Bene. Anche grazie a Gabriele, anche grazie anche ai miei collaboratori. E è un menù che spazia principalmente, sai, essendo pub, sì. Quindi abbiamo i burger, no? Certo. Quindi con nomi diversi, ma sono nomi legati poi al mondo nome per curiosità. della pallacanestro di NBA, quindi del basket professionistico, come Michael Jordan, okay. Sì, esatto, come Michael Jordan, come il Dirk Nowitzki, come il Larry Bird, ad esempio. Poi nel menù c'è scritto. Io prima leggevo anche Michael Johnson. E anche Michael, sì, Magic Johnson. Sì. Noi faremo il Michael Jordan qui, perché Michael Jordan è per me, anche per tutti noi amanti di pallacanestro, è uno dei giocatori più forti mai esistiti nel panorama del basket fino adesso, poi dopo chissà, neanche LeBron James. E quindi per onorare lui abbiamo fatto appunto questo burger che si chiama... Prima di vederlo. Sì, no, infatti, ti dicevo che abbiamo cominciato con il BH Burger, sì. BH Burger che è l'hamburger doppio,
quindi due carni, due pezzi di carne con salse, barbecue, eccetera, e che è stato il primo perché volevo onorare il nome anche del posto. Dopodiché è stato realizzato il Final Burger, che è la predisposizione finale, sai come quando i giochi del computer, no? C'è un final finale, l'ultimo episodio. E invece gli altri burger sono appunto legati ai nomi del basket. Ma mica solo questo, anche perché verrai qui a aiutarmi a fare, ovviamente. O io aiuto te forse, perché tu sei molto più esperto effettivamente. Quindi anche l'ordinazione, anche le paste, io che faccio i primi, poi il grande piatto, ecco un altro nome di un giocatore sloveno, ma gioca nell'NBA, che è uno dei più forti giocatori sloveni mai arrivati, che è Doncic, e noi grazie a lui che è sloveno abbiamo fatto questo piatto, che è un piatto di carne slovena, guarda caso, con cevapcici, con la pleskavica, quindi sono gli hamburger. E anche le salse, esatto, e anche le salse, e poi ci mettiamo un'altra chicchetta nostra, che è una, non dico che sia un'esclusiva, però almeno come piatto per noi è uno dei piatti che va anche lui per la maggiore, ed è la schnitzel, la biacca schnitzel, schnitzel enorme, biacca schnitzel con le patate, con la salsa rosa. E uno mangia quello ed è a posto. Questa sera che panino ci presenterai? Ecco, allora, per onorare un po' il nostro aspetto e il nostro cuore, andiamo sul Michael Jordan, MJ, Michael Jordan, classico, Michael Jordan. Quindi il Michael Jordan. Quali sono gli ingredienti del Michael Jordan? Allora, intanto noi abbiamo, non è l'hamburger di carne di manzo, ma è l'hamburger di maiale. 100%? Friulano. Tu lo conosci, figurati. Il Friulburger. Ecco, il Friulburger, quindi questa è proprio dell'azienda Mare Scutti. Ricordiamo che in questo programma noi rappresenteremo sempre la cucina friulana, con i prodotti e con la tipicità. E quindi è carne freschissima, impasto di maiale, e quindi la base è maiale. Sai, i burger normalmente hanno 80-20, manzo, maiale. No, questo è solo maiale che viene cucinato appunto sulla nostra piastra. Molto bene. Abbinato all'hamburger di maiale avremo degli straccetti, noi li chiamiamo così straccetti di prosciutto cotto, quindi il prosciutto cotto che noi però riscaldiamo, lo cuociamo ancora di più la nostra piastra. Dopodiché anche il prosciutto cotto è di un salumificio prosciuttificio friulano, esatto. E mentre abbiamo anche i formaggi noi di una latteria nostrana, anche questo. Però qui non li mettiamo in questo caso perché vediamo la combinazione Italia-America. Qui si sta Michael Jordan. Abbiamo noi ci mettiamo dopo ovviamente il cheddar e il Gouda. Tipico. Sì, dobbiamo per forza di cose metterlo. Formaggi molto saporiti che si sposano bene con la carne di maiale. Con la carne di maiale, esattamente. Allora noi la giriamo, però ci mettiamo anche questa mini cloche, perché così riusciamo creiamo la cottura. Poi c'è la parte più interessante, è che su questo panino ci mettiamo l'uovo cotto sempre sulla piastra. L'uovo all'occhio di bue. L'uovo all'occhio di bue. E lì diversi, questo è bello perché poi ci si diverte in cucina, no? Madonna. Diversi clienti, tra virgolette, si divertono incasinandosi. Perché chiaramente, perché con dopo lo vedrai quando impiatteremo, ovvero le metteremo su questo nostro bancale, perché noi lo buttiamo sul bancalino, perché l'occhio di bue, cioè l'uovo, è sopra. E quindi sopra lo metti? Sì, e quindi si bucandolo avvolge tutto il rosso, esatto. Infatti noi non lo copriamo, ma proprio lo vedrai. Esatto, piacevole. Capisci? Piacevole. Allora noi adesso chiaramente fa un po' di fumo e spero che non dia problemi alla telecamera. Insomma, la cucina che cos'è? Sì. No, in effetti sapori, odori, profumi soprattutto, profumi e via. Quindi andiamo ancora a cercare qualche consiglio per la cottura di questa tipologia di carne. Guarda, io direi che tanto visto che anche lo spessore è abbastanza interessante, importante, qui siamo sui 2,50. Importante, sì. Insomma, e quindi sostanzioso. Quindi però attenzione, perché non deve essere all'interno con la carne ancora cruda, essendo maiale non deve essere. Per quello noi lo chiudiamo su questa mini cloche e quindi lì rimane. Nel frattempo andiamo a porre anche il nostro prosciutto sempre sulla nostra piastra per dargli una
scottata e riscaldata. Vediamo che lo spezzetti, Sì. Io perché mi è più congeniale poterlo poi comporre nella creazione. Sì. Il contenitore è il classico pane. E questo pane vi viene fornito da un panificio che dopo un po' di prove che abbiamo fatto, che noi siamo aperti da circa 2 anni, dopo un po' di prove che abbiamo fatto abbiamo constatato che ci poteva dare la consistenza e la bontà. Un panino al latte, sì. Questo è con i semini di sesamo, ma usiamo anche senza semini di sesamo, perché magari oggi oggi per accontentare tutti quanti, quindi avete più tipologie di pani, sempre studiati esclusivamente per voi. Esattamente. C'è uno studio, sì, sia del prodotto che della qualità. Anche perché poi la quantità di prodotto che diamo non è che sia poca, certo. E quindi ci occorre anche un pane che contenga nello stesso modo tempo possa far uscire le salse, i sapori, anche cosa. Non abbiamo parlato di che salsa andrai a usare per completare il panino. Qui è una salsa, sono due salse, diciamo le classiche salse che noi tutti utilizziamo nei panini, quindi parliamo di maionese e ketchup. Bravo, esatto, maionese e ketchup. Poteva stare anche una BBQ, ci poteva stare. Ecco, questo è l'unico panino in cui usiamo maionese e ketchup. Gli altri vengono usati anche il maionese, anche la ketchup, però assieme alla salsa barbecue, alla salsa rosa o alla maionese con la salsa un po' più piccante. Certo. Quindi questo è l'unico. Abbiamo parlato di questo panino, dei panini che fate, ci hai detto che fai anche dei primi piatti, ma la carne alla griglia? Sì, il carne alla griglia è quello che ti dicevo del Doncic, no? Ma anche ho letto il menù e avete anche dei pezzi importanti, insomma, che va al di fuori della cucina friulana, ma nazionale famosissimo, giusto? Avete anche delle fiorentine. Vuoi dire fiorentine? Cosa dire esatto. Cosa possiamo dire delle fiorentine? Allora, chiaramente la fiorentina noi ce l'abbiamo, ma voglio dirlo su ordinazione, cioè nel senso che ci devono chiamare, cioè non puoi. Cioè io non mi sento di poter dire sì, abbiamo la fiorentina, magari tirarla fuori dal congelatore e scongelarla. La cucina è freschezza. Esatto, quindi quello non mi sento di farlo. Per cui vado. Però se si chiamano. Allora, quanto tempo tu cucini la carne? In quanto tempo? Allora, diciamo che mi sta un 5-6 minuti per parte. Adesso io ci metto il formaggio, questo mix di formaggi. Vedo che li spezzetti per creare l'omogeneità. Sì, esatto, esattamente. Vedi? Metto qui. E poi in ogni caso lo aiuto perché vada col vapore. Esatto, col vapore si sciolgono. Intanto il nostro prosciutto, e quindi possiamo cominciare a comporre. Gli diamo una leggera scottata anche al pane, sempre sulla nostra, perché il pane un attimino deve essere anche un po' più caldo, non tanto perché sennò dopo ti si brucia e quindi non è forse il caso. Adesso tu mi dai le due salse, la maionese che la mettiamo sulla nostra parte in modo da costruire una intersezione fra rosso e bianco. Poi occorre essere anche un po' artistico, cosa dici? Certo, la cucina è arte. È arte, anche tu insomma. Poi dopo ci serve anche per dopo, e quindi possiamo cominciare anche a mettere il prosciutto qui, su questa prima parte qua. E tutti i nostri panini, tutte le nostre cose, noi facciamo anche tanti Würster ad esempio, non so se hai letto appunto nel nostro menù ci sono sempre i nomi dei giocatori di basket. Avete anche una particolarità, quindi le sezioni del menù sono divise come? Bravo, come i quarti della partita di pallacanestro. Quindi all'inizio abbiamo il riscaldamento. Il riscaldamento, sì, perché nel basket ci si riscalda. In qualsiasi sport. Si riscalda, e quindi anche la pallacanestro, no? Prima della prima palla a 2, sì. Poi il primo quarto e poi via gli altri. Allora, intanto io continuo a mettere questo, però per legarli un attimo ci continuo a metterci un po' di salsina. Più strati. Sì, più strati. Ecco, questo è il primo. Tutti i nostri piatti danno i primi, ovviamente vengono
serviti con le patate. Con le patate. Qui ci siamo, come tu ben vedi, lo mettiamo, lo appoggiamo sopra. Vediamo come si è amalgamato, fa anche un gioco di colori. No, esatto, e questa è la cosa cromatica. Magari poi ci può dare ancora un attimino di questo nostro prosciutto cotto, così fa ancora un attimo di coso. È diventato quasi croccante. Sì, è diventato quasi croccante. Sprigiona il sapore il maiale, sappiamo benissimo. E lo completiamo? E adesso è l'ultima parte finale, che è quella dell'uovo, che utilizziamo nuovo, normalissimo, lo apriamo sulla piastra, facendo attenzione chiaramente che mi deve rimanere dalle in mezzo. Oh, guardiamo con che ha. Eccolo qui. Quindi gli fai toccare prima l'albume, no? E poi, e anche in questo caso lo copriamo. Così si cucina per bene. Intanto questo lo possiamo mettere sul nostro, perché il confezionamento, bancaletto, il confezionamento, come ti dicevo, è fatto in maniera un po' particolare. Guardiamo, insomma, abbiamo vari livelli, abbiamo le salse, abbiamo il prosciutto cotto, lo spessore dell'hamburger, il formaggio, sopra ancora più sopra. Saranno 400 grammi di prodotto tra direi proprio di sì. L'uovo, sì. L'hamburger, il prosciutto. Esatto. Qui dobbiamo lasciare che anche la chiara, l'albume vada a cucinarsi. Allora, metti il sale sopra l'uovo? No. Non lo metti perché? Perché poi mi sala un po' troppo il tutto, perché sì, c'è l'hamburger, il maiale, perché poi il saporito, ecco, il maiale della nostra azienda è veramente molto molto saporito, e quindi mi andrebbe forse a creare un po' troppo sale, troppo sapidità. Anche il prosciutto cotto, i formaggi anche questi sono molto saporiti, esatto, quindi crei esattamente un equilibrio di sapori nel panino. Beh, esattamente. Bene, quindi adesso qui ci siamo quasi, vedi? Quasi cotto. Perché però bisogna lasciare il tuorlo, come ti dicevo prima, da egg porn, perché ci sono alcuni che dicono egg porn. Siamo quasi alla fine, allora. Bisogna fare attenzione perché chiaramente è molto delicato. Viene messo qua. Guardiamo che spettacolo di colore. E poi non viene messo sotto, come ti dicevo, perché viene solo appoggiato con questo. Noi ci mettiamo benissimo questo e le patate, caro. Lo completiamo Luciano. Con le patate? Sì. Queste Eccolo patate qua. fritte in accompagnamento. Questo è il nostro Michael Jordan. Questo è il nostro Michael Jordan. Viene voglia? Di mangiarlo assolutamente, infatti adesso penso che lo addenterò perché è una gola. Vai, bene, questo è tutto. Grazie della visita che ci avete fatto. Franco, io ti saluto. Salutiamo Kevin. Salutiamo Kevin, salutiamo tutti quanti, vi ringraziamo e vi aspettiamo alla prossima puntata, sempre con Friuli Food. Ci sarà una situazione diversa, andremo a visitare un ristorante completamente diverso, ma sempre che rappresenterà la cucina friulana. Vi ringrazio ancora, Franco, grazie mille. Grazie a voi. Buona serata. Ciao, arrivederci.